Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornato Patrizio Bertin, Presidente Ascom Confcommercio Padova, Presidente Confcommercio del Veneto, ben arrivato. Buongiorno a voi. Grazie Presidente. Buongiorno. Allora, ci fa piacere averla perché effettivamente le voci della categoria ci giungono trasformate in messaggi e mail numerose e tante sono le istanze, come accennavamo prima fuori onda, principalmente, dopo facciamo anche un po' il punto della situazione sotto diversi aspetti, quella della manodopera, cioè forze lavorative sostanzialmente. Si era già intravisto il problema in modo importante prima dell'estate. Chiedo a lei, si è sopperito, si è trovato il modo di far fronte oppure no? Adesso sembra ripresentarsi urgentemente, anche se diciamo che non è più il periodo pieno, per esempio per quel che riguarda il settore turistico, però in ogni caso manca personale, a fronte di una situazione dove dovrebbero esserci anche dei licenziamenti significativi. Questo appunto si paventa di qua a pochi giorni. Ci dica lei cosa ravvedete voi e se anche è sentita per la categoria e quale in modo particolare questo? Sì, dalla nostra categoria insomma, il dato preoccupante è che manca forza lavoro, perché durante la pandemia, quando eravamo chiusi, giustamente i nostri collaboratori hanno cercato in qualche modo di trovare lavoro in altri ambiti e questo ha comportato per noi un grave problema, perché i lavoratori che lavorano nelle nostre imprese sono lavoratori che hanno un certo tipo di formazione, che conoscono l'ambiente, quindi trovarci dei punti in bianco senza manodopera per noi vuol dire qualche volta anche in altre situazioni chiudere proprio l'attività per mancanza di personale. Sono state attribuite varie cose, quindi prima sembrava che ci fossero i licenziamenti a nastro durante la pandemia, la preoccupazione era quella perché il calo del lavoro comportava appunto un alleggerimento della forza lavoro, poi si è dimostrato tutt'altra cosa invece e adesso siamo che magari non abbiamo neanche più la possibilità. Con i voucher prima si potevano anche assumere studenti, sì. Lavoratori occasionali, quelli che magari riempiono diciamo, il loro budget con lavori occasionali, quelli non ci sono più perché i voucher non ci sono e quindi per noi è un serio problema che dovremmo affrontare. Questa è dimostrazione che tutti i cambiamenti non sono mai stati accompagnati con razionalità, ma sono sempre esatto, ma soprattutto ascoltando chi lavora, chi fa impresa, chi può dare il loro contributo anche dicendo quali sono le nostre esigenze. Ma perché un po' in generale sembra incredibile, il lavoro non è più così di appeal, perché sembrava fossero certe occupazioni, no? E allora c'erano l'extracomunitario che sopperiva eccetera. Adesso invece sono occupazioni anche come barista, commessa, commesso, impiegati di negozio e settore turistico, i più svariati impieghi sembrano non essere più attrattivi. Cos'è che viene pagato, viene remunerato poco, come dicono molti giovani, non in modo adeguato, però costo azienda è elevato? Sì, appunto questo è il vero problema. Un po' ha inciso anche il reddito di cittadinanza e spero che questo venga rivisto velocemente in modo da, per carità, aiutare, io sono d'accordissimo perché questo vuol dire aiutare famiglie che sono in povertà e serve però in maniera diversa, non con questa formula. E poi anche si è dimostrato che il costo azienda è molto alto, però in busta paga ai nostri collaboratori resta talmente poco che veramente diventa un problema vivere. Ma lì avete dialogato in qualche modo con il governo? So che lei si è incontrato con la dirigenza, col ministro per affrontare diverse questioni. Beh, io spero che mettano mano velocemente anche al cuneo fiscale che oggi devono assolutamente lasciare più soldi in busta paga e tassare meno le imprese se vogliamo produrre lavoro. Un momento anche favorevole per le nostre imprese perché vediamo i dati, il PIL è in crescita, c'è una percentuale molto interessante di crescita del nostro paese, quindi questo dovrebbe essere il momento che si dà la spinta al paese, che il paese deve cominciare ad avere fiducia, il paese deve levarsi tutte le incertezze che abbiamo nelle nostre attività per poter cominciare veramente a dare un risultato mai visto prima e questo vuol dire accompagnare le nostre imprese in
una crescita molto più innovativa, razionalizzata anche, e quindi sono tutti aspetti che vengono da noi richiesti, però poco recepiti. Noi non possiamo assolutamente permetterci di andare avanti in queste condizioni, se no i veri precari siamo noi. Ma lo stato attuale, dove mancano delle persone per poter lavorare, si parla anche di ristorazione, no? Tra l'altro, e questo va a danno del servizio che viene offerto, perché poi molti lamentano, sì, i prezzi sono aumentati, purtroppo è un dato di fatto, dopo la discuteremo di questo perché questa è un'altra piaga, però il servizio non è all'altezza, non riesce a far fronte alle esigenze, non c'è perché mancano persone, e lo stesso avviene nelle strutture di ricettività, negli alberghi, e questo come si può sopperire? Perché convincere chi c'era a tornare abbiamo visto che non sortisce effetti, perché ormai chi ha trovato un altro posto di lavoro gli va anche bene così. Sì, noi abbiamo cercato di contrastare tutti questi tipi di problemi con le uniche armi che avevamo, il welfare. Abbiamo cercato di dare il più aiuto immaginabile possibile ai nostri dipendenti, però siamo coscienti che il costo azienda ormai è insostenibile e il costo retribuzione netta è veramente poco. Allora qualcuno ha fatto due conti vedendo che magari con più sacrificio riesce a portare a casa di più, è una scelta che onestamente insomma non può essere criticata, oltretutto anche con tutti gli aumenti che sono in corso. Gli aumenti della vita che vediamo, insomma, no, partendo da energia elettrica, benzina, gasolio, tutto quello che derivano dalle materie prime sono aumentate. Poi c'è anche... Questa è un'altra grossa problematica. È un altro grossissimo problema. E poi ci sono anche tutta una serie di problemi dell'aumento proprio delle materie prime, il recepimento delle materie prime, quindi è un paese che sta esprimendo una forza, però non riesce a esprimerla nel vero senso della parola, cioè, perché è frenato da altre cose, e quindi non siamo... Ci potrebbe essere una grossa ripresa sostanzialmente, perché le potenzialità parlano di cifre 6% circa. Non so se al netto dell'inflazione, perché bisogna vedere anche questo, e se facendo i conti con questi rincari che potrebbero mettere in croce un poco le famiglie, però per frenare, oltretutto ci si mette anche questa situazione a frenare la possibile ripresa. Sì, ma se vogliamo far partire i consumi, perché un paese che vuole camminare velocemente e produrre bene deve mettere in atto tutti i consumi. Se vogliamo far camminare i consumi dobbiamo mettere mano a questo paese. Le riforme che sono là, che sono stagnanti nei cassetti da anni, devono essere messe in atto subito. Non lo stanno facendo. Questo è il momento della trasformazione. Ne sento tanto parlare, concretamente vedo ancora molto ma molto poco. Siamo ancora distanti anni luce ad avere un paese che veramente ha capito qual è la trasformazione in atto e la sa mettere pancia a terra, la sa mettere in atto. Le nostre imprese aspettano questo, le riforme. E in questo paese... che era una condizione sine qua non per il PNRR, no? Esatto, anche quello un altro aspetto molto importante, che tanto se ne parla e poco se ne mette veramente concretamente diciamo, anche in confronto con le categorie economiche, con le camere di commercio, per capire quali possono essere i passi da fare con il PNRR. Ci sono tantissimi soldi, ma non capiamo ancora quali saranno i soldi che verranno riversati nel territorio a beneficio dell'impresa. Questo ancora siamo su una situazione con un limbo che non è ancora ben definito e ben chiaro. In che ambiti potrebbero arrivare questi finanziamenti? Ci sono diversi capitoli peraltro, e riguardare la vostra categoria? Beh, la nostra categoria soprattutto cosa ha bisogno? La nostra categoria ha bisogno di innovazione, ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di una competitività seria, nel senso di avere le materie prime pagate come gli altri paesi europei, perché non è che la nostra categoria non si occupa di internazionalizzazione o anche di incambi. Noi col turismo, la gente che si muove in giro per il mondo oggi fa dei paragoni. Se l'Italia non è competitiva anche con l'offerta, qualità offerta che dà, siamo tagliati fuori.
Questo è il vero nocciolo della questione. E l'infrastruttura poi. Che sarebbero il sistema viario, di ma spostamenti, tutto, noi siamo fermi veramente a 50 anni fa, perché le infrastrutture vere e proprie, anche nel nostro territorio, al di là del passante e della pedemontana, io non ho memoria di dire è stato fatto questo, abbiamo intere località che sono abbandonate a se stesse. Non sto dicendo che l'infrastruttura sia quella unico motivo, però è uno dei motivi per cui il nostro territorio sta segnando il passo e non parte come dovrebbe partire. Siamo la locomotiva d'Italia, sì, che ci diano il materiale per poter andare avanti velocemente. A proposito di infrastrutture, peraltro lei essendo anche Presidente a Padova, ci sarebbero tante opere da attuare a Padova per rinnovarla come città, per renderla più fruibile. Si parla non solo dell'ospedale, poi Piazzale Boschetti, poi tutto un sistema di nuova viabilità e fruibilità del territorio. Una città tra virgolette vecchia, insomma, al di là di tutto, non si è mai modificata nel tempo, a fronte di altre città che si sono veramente rinnovate, che hanno compiuto dei passi avanti importanti, dove ci sono stati eventi significativi che hanno dato il là. Andiamo a vederle un po' in giro. Persino Genova si è rinnovata notevolmente. Perché? Cos'è che sta ancora ostacolando? Non si è posata neanche la prima pietra dell'ospedale, tanti cittadini che si sono stancati di seguire le vicende e dicono tanto siamo sempre fermi qui. Beh, innanzitutto c'è una burocrazia che ormai è obsoleta, è vecchia, è superata in tanti ambiti. Vediamo che se non c'è un commissario le cose non vanno avanti. Ci vuole un commissario. Ecco, ci vuole un commissario per tutto e per tutti, e quindi io ritengo che questa sia la prima questione da mettere mano. Quindi partendo da questi presupposti qua, noi dopo siamo un paese che non è coordinato, anche nel nostro territorio, non è solo Padova in se stessa. Se guardiamo l'alta velocità vuol dire movimenti rapidi da un posto all'altro, e se noi da Milano a Venezia abbiamo 5-6 fermate, vuol dire che non è più alta velocità, vuol dire che non è più il servizio che avevamo immaginato, okay, e che serviva per essere utile al territorio. Quando noi avevamo come Padova un collegamento con Roma a un orario che ci permetteva di essere competitivi, di andare a essere a Roma per orari, e ci è stato tolto. Quindi questi sono tutti meccanismi che ti fanno capire che questo territorio da questo punto di vista è penalizzato. Poi dobbiamo anche pensare a innovare il nostro territorio proprio come Padova. Perché? Perché ci sono tante cose da fare a Padova. Padova deve diventare la capitale del nord-est, ha le caratteristiche e le potenzialità, ha un'imprenditorialità molto vivace, però qui manca un po' la politica che ci deve essere di supporto, e capire anche dalle imprese cosa può servire per essere quella che si identifica come una città importante, che riesce a essere attrattiva anche di investitori. Qui abbiamo l'università, ma adesso ne parliamo, perché adesso ho aperto dei versanti importanti, abbiamo una pubblicità che incombe, per cui le do il tempo subito dopo. Restate con noi, se dovete fare delle osservazioni approfittatene, ci vediamo tra poco.